Il cartello sociale di Agrigento interviene sui conti correnti pignorati ai cittadini. Roberta Zicari, consigliere comunale, dare la possibilità agli utenti di rateizzare quanto dovuto. Problemi a Licata per le forti piogge cadute nella giornata di ieri. Manifestazione del PD di Agrigento sulla malasanità davanti all'ospedale. La Rocca Ruvolo terrà una conferenza stampa con Ismaele Lavardera sulla situazione della sanità in Sicilia. Il Movimento 5 Stelle all'Ars: occorre smantellare il sistema clientelare vigente. Al via dal 20 al 23 novembre le iniziative culturali sui 100 anni di Camilleri organizzate dall'Associazione Oltrevigata a Porto Empedocle. Anche il gruppo agrigentino Dixit Band parteciperà alla finale del Cantagiro a Roma, che si terrà il prossimo 16 novembre. Operazione della Questura di Agrigento sulla sicurezza urbana, emessi 57 misure di prevenzione personale, 11 turisti polacchi sono stati salvati mentre facevano parapendio alla Scala dei Turchi. 10ª vittoria consecutiva dell'Akragas, che batte per 2-1 il Frigintini. L'Aragona vince con il Salemi, panoramica dei risultati sportivi della domenica. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi 10 novembre, lunedì. Il cartello sociale di Agrigento interviene in merito a quanto sta succedendo a molte famiglie di Agrigento colpite da pignoramenti emessi dallo stesso comune per somme tali dovute da oltre un decennio. Giustizia e solidarietà è quanto chiede il cartello sociale al primo cittadino di Agrigento, il nostro servizio. Il cartello sociale della provincia di Agrigento, formato dall'Ufficio Pastorale Sociale della Diocesi, da CGIL, CISL e UIL, esprime profonda preoccupazione per le difficoltà che in questi giorni stanno vivendo numerosi cittadini del nostro territorio, colpiti da provvedimenti di pignoramento dei conti correnti per il recupero di tributi comunali non versati. Si premette con chiarezza che pagare le tasse è un dovere morale e civile. Contribuire al bene comune attraverso il pagamento dei tributi è un segno di responsabilità, solidarietà e rispetto per la comunità. Tuttavia, il senso di giustizia che anima la vita sociale non può essere mai disgiunto da equità, proporzione e attenzione ai più deboli, in un contesto economico ancora segnato dalla precarietà, dall'aumento del costo della vita, da situazioni di reale indigenza. Misure di riscossione drastiche rischiano di aggravare il disagio delle famiglie già provate, generando sfiducia e ulteriore emarginazione. Pertanto si fa appello al Comune di Agrigento affinché, pur nel legittimo esercizio della propria funzione amministrativa, voglia coniugare il diritto con la solidarietà, privilegiando percorsi di rateizzazione, mediazione e ascolto, in particolare nei confronti di coloro che vivono condizioni di fragilità economico-sociale. Si chiede altrettanto che vengano rispettati rigorosamente i limiti di legge al pignoramento, soprattutto per gli stipendi, le pensioni e le somme destinate ai bisogni primari, e che si favorisca un dialogo trasparente tra l'amministrazione comunale e i cittadini, evitando che il recupero dei tributi si traduca in un colpo insostenibile per chi già fatica a vivere con dignità. Come cartello sociale si rinnova l'impegno a stare accanto a chi soffre, a promuovere giustizia e legalità, ma anche a ricordare che nessuna norma è veramente giusta se non guarda il volto concreto delle persone. Dai a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. È giusto che Cesare riscuota, ma è anche giusto che nella carità si materializza Dio nel bisogno del fratello, soprattutto il più debole. E sul pignoramento dei conti correnti da parte del Comune di Agrigento prende posizione oggi la consigliera comunale Roberta Zicari, che afferma: il sindaco di Agrigento adesso diventa sceriffo e senza avvisare o colpo ferire
pignora i conti correnti agli agrigentini. Le tasse vanno pagate, attenzione, ma quando si avvia un'azione di recupero crediti così importante sarebbe giusto avvertire la cittadinanza e dare la possibilità di rateizzare. Finiscono nel calderone anche i più fragili, che possono rivolgersi ad avvocati o ad associazioni che difendono consumatori per trovare tutela, visto che i conti sono già pignorati e bisogna dire le vie legali per porvi rimedio. Ad esempio il Codacons di Agrigento si è già messo a disposizione. La discussione in Consiglio Comunale sulle procedure di recupero crediti è stata fatta il 30 ottobre del 2024, scrive la Zicari, e in quell'occasione gran parte dei consiglieri ci siamo mostrati contrari a un piano di riscossione oneroso, miope, affidato senza gara pubblica. Ripeto, è giusto pagare tutti anche per avere tariffe più basse, ma bisogna avere metodo nel recupero dei crediti e la saggezza del buon padre di famiglia e non essere sceriffi. Passiamo ora al maltempo, che ieri ha provocato disagi in tutta la provincia, capoluogo compreso, in particolare a Licata, dove il fiume Salso si è notevolmente ingrossato per via delle forti piogge e dei tanti detriti pesanti. Il servizio dei colleghi di Licata, Silvana Gallo, le immagini di Vincenzo Lacognata. Licata si è riscoperta fragile. La pioggia caduta copiosa nel corso della notte tra sabato e domenica ed anche nelle prime ore del mattino di ieri ha messo in ginocchio varie zone dell'abitato, ma anche nelle campagne ed al mare. Ancora una volta una delle zone più colpite è stata quella compresa tra Playa e Fondachello, strade allagate e impercorribili, con il comune che è intervenuto con le ruspe per liberare il canale di scolo pieno di ogni genere di rifiuti. Situazione identica nella strada comunale Marcotto, anche qui canalone pieno di rifiuti ed arterie finite sott'acqua. E, manco a dirlo, allagamenti in prossimità della rotonda di Mollarella, con alcune persone costrette a lasciare in fretta e furia le proprie abitazioni. Fondamentale, insieme al Comune, l'intervento della Protezione Civile dell'ente e quello delle associazioni di volontariato. È crollato di nuovo parte del muro perimetrale del cimitero dei Cappuccini, dove un primo crollo si era già registrato un paio di mesi fa. Il Salso ha fatto paura, il livello del fiume si è alzato ed è aumentata la velocità di scorrimento delle acque, ma la situazione è rimasta sempre sotto controllo. Danni, allagamenti e disagi anche sulle spiagge di Mollarella e Marianello. Situazione complessa dunque, servono probabilmente interventi radicali ma di conseguenza costosi per mettere in sicurezza il territorio o perlomeno diminuire il rischio idrogeologico. E anche oggi si prevedono molte nubi con possibili acquazzoni sulle province di Palermo e Messina, tempo decisamente migliore sugli altri settori, con ampie scarite tra la piana di Catania e il Siracusano dopo il forte maltempo dei giorni scorsi. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore miglioramento delle condizioni del tempo, anche se le nubi continuano a essere compatte sul settore del Tirreno e venti moderati di maestrale, temperature lieve calo durante la prossima notte. I mari da mossi a molto mossi. E si è svolta sabato la manifestazione organizzata dal PD di Agrigento dedicata alla mala sanità, dal titolo Cuffaro, Romano e Schifani, mandiamo via le interviste. Il PD scende in piazza, uno slogan ben chiaro. Sì, lo slogan di queste iniziative del PD Sicilia che si stanno facendo davanti i presidi sanitari di tutta la Sicilia, di ogni provincia. Oggi ci troviamo qui davanti all'ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento e abbiamo utilizzato uno slogan molto chiaro che è quello mandiamoli a casa. Schifani non può sicuramente agire come ha agito ieri, cioè sospendendo i 3 dirigenti che sono coinvolti in questa inchiesta, perché Schifani al pari di altri ha la responsabilità politica essendo il presidente della regione e quindi deve assumere, secondo noi, decisioni politiche drastiche. Come serie sono le cose che si contestano in questa ultima inchiesta. Naturalmente l'inchiesta farà il suo corso, la magistratura farà
il proprio lavoro certamente, ma la politica deve assumere scelte e deve assumersi le responsabilità di quanto sta accadendo. Appalti, corruzione, nel mezzo la sanità, il PD oggi scende in piazza. Sì, assolutamente il PD scende in piazza, lo scende in piazza con grande convinzione, con grande determinazione per dire basta a questo sistema di clientele, basta a questo sistema affaristico, è il momento di voltare pagina, la Sicilia deve ritrovare l'orgoglio di avere una classe dirigente dove la questione morale non sia veramente al centro di tutto, ma abbiamo bisogno di una classe dirigente seria e responsabile dove il merito, dove la competenza abbiano il sopravvento anziché avere scelte assolutamente mortificanti. E in merito alla vicenda di Malasanità, martedì 11 novembre alle ore 12 presso la sala stampa del Parlamento siciliano, gli onorevoli La Rocca Ruvolo e Ismaele Lavardera racconteranno dettagli importanti relativamente all'inchiesta che vede coinvolto Totò Cuffaro. Insieme racconteranno la loro posizione relativamente alla situazione della sanità siciliana che hanno denunciato a ottobre del 2023 durante una seduta del Parlamento siciliano. E sulla malasanità interviene oggi il Movimento 5 Stelle all'Asse, affermando le dimissioni di Cuffaro da segretario nazionale della DC. Bene, ma cambia poco, occorre smantellare il sistema clientelare che sta rubando il futuro alla Sicilia, piuttosto attendiamo un altro passo indietro, quello di Schifani. Solo allora i siciliani potranno cominciare a sperare di intravedere un filo di luce in fondo al tunnel in cui questo disastroso governo li ha cacciati. Il coordinatore siciliano del Movimento 5 Stelle, il vicepresidente dell'AS Nuccio Di Paolo e il capogruppo regionale Antonio De Luca dichiarano: Schifani non si illuda, continuano i due deputati, che queste dimissioni siano il silenziatore alle inevitabili polemiche e contestazioni seguite alle vergognose e inquietanti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica. I siciliani pretendono chiarezza e chiarezza pretende il Parlamento regionale, che continua inutilmente a chiedergli di venire a riferire in aula su quanto sta accadendo e sullo sfascio della sanità che le politiche fallimentari e miope di questo governo hanno portato sull'orlo del burrone. La smetta di scappare e su questo disastro ci metta la faccia. Partono i festeggiamenti organizzati dall'Associazione Oltrevigata per i 100 anni di Andrea Camilleri, dal 20 al 23 novembre con la Fiera delle Associazioni, giunta alla sua 10ª edizione presso l'ex stazione ferroviaria di via Lincoln a Porto Empedocle. Sentiamo Danilo Verruso ai nostri microfoni. Danilo Verruso, Associazione Oltrevigata, ecco, giorno 20 inizieranno le manifestazioni che la vostra associazione, in collaborazione con Varienti, farete a Porto Empedocle per i 100 anni dalla nascita dello scrittore Andrea Camilleri. Proprio così, saranno 4 giorni di festa in onore del maestro Andrea Camilleri, che abbiamo organizzato insieme al Comitato Nazionale per i festeggiamenti dei 100 anni di Andrea Camilleri, il Fondo Andrea Camilleri, e l'Assessorato ai Beni Culturali, la Sovrintendenza e l'Archivio di Stato. C'è stata anche la collaborazione da parte del Teatro Pirandello, dell'USMAF e delle scuole secondarie sia agrigentine che empedocline, e sarà, credo, questa ricchezza di enti sicuramente farà sì che questa diventerà una grande festa nella quale parleremo del maestro Andrea Camilleri, dei suoi primi anni, della sua giovinezza qui a Porto Empedocle, quindi parleremo di Porto Empedocle, parleremo della sua della sua carriera, di tutto il suo percorso affascinante, bellissimo e ricchissimo, con tutti i suoi incontri molto particolari, e si dipenerà in 4 giorni, come abbiamo detto. Giovedì ci sarà l'incontro con Luca Crovi, che ha scritto la prima biografia di Andrea Camilleri, poi venerdì incontreremo invece Francesco De Filippo, che ha ripubblicato una
lunga intervista ad Andrea Camilleri, dove scopriremo un Andrea Camilleri diverso dal solito, un Andrea Camilleri impegnato politicamente e socialmente, che affronterà dei temi molto caldi e attuali soprattutto. Sabato invece ci sarà l'evento insieme a Adriana Pagnitteri, Bruno Luverà e Andrina Camilleri, il Fondo Camilleri. Infatti tutta la famiglia sarà presente a queste 4 giornate e infine domenica con Riccardo D'Alessandro ci sarà il gran finale teatrale in cui si metterà in scena un monologo tratto appunto da Ora dimmi di te, lettera a Matilda, la pronipote di Andrea Camilleri. Quindi il mio è un invito a venire a festeggiare con noi e soprattutto di venire alle 2 mostre che saranno proprio il fulcro di questi 4 appuntamenti. La prima mostra curata dal Fondo Andrea Camilleri, Il corso delle cose, e sarebbe la mostra con la quale hanno inaugurato il Fondo a Roma, e poi Andrea Camilleri, Il mio paese, a cura dell'Associazione Culturale Oltrevigata. E il gruppo è Dixie Band agrigentino emergente alla finale del Cantagiro 2025 che si terrà a Roma il 16 novembre prossimo. Ce ne parla meglio Giuseppe Moscato. Ci sarà anche un po' di Agrigento alla finale nazionale del Cantagiro 2025, la storica manifestazione musicale ideata da Ezio Radaelli nel lontano 1962. Il 16 novembre prossimo, sul palco della Stazione Birra di Roma, per la finale nazionale del Cantagiro Band 2025, ci saranno i Dixit, band nata ad Agrigento qualche mese fa e composta da Gabriel Dinolfo, in arte Azrael, alla chitarra ritmica e alle voci, Salvatore Consiglio alla chitarra solista, Alfonso Monaco alle tastiere, Alessio Gallo Afflitto alla batteria, Calogero Albano al basso e con la voce di Giuseppe Monaco, in arte Zerachiel. Una band pronta ad affrontare l'importante appuntamento del Cantagiro. Il nostro obiettivo, dice Gabriel, è quello di rappresentare in questa storica manifestazione la new wave del punk italiano. Ci apprestiamo a farlo con spirito orgogliosamente legato al nostro territorio. Al Cantagiro i Dixit presenteranno il singolo recentemente inciso Ethel Way, un pezzo dalle sonorità ruvide con pattern ritmici che fondono generi diversi. Sono pronti per andare in gara, sono pronti per far bella figura e si aspettano di superare il piccolo gap rappresentato dalla loro giovane età, ma sono forti e sperano di andare avanti. Gli auguri di tutti noi per i giovani Dixit. Passiamo allora alla cronaca. Sicurezza urbana, malamovida e disordine allo stadio, emesse dal questore di Agrigento 57 misure di prevenzione personale. Prosegue l'attività della questura di Agrigento volta al contrasto e alla prevenzione di manifestazioni pericolose socialmente a tutela della sicurezza dei cittadini. Negli ultimi 2 mesi, attraverso un'attività intensa e istruttoria della Direzione Polizia Anticrimine, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso ben 57 provvedimenti preventivi nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti a vario titolo pericolosi per la sicurezza pubblica. Provvedimenti di Daspo Villa emessi nei confronti di altrettanti giovani resisi responsabili di 2 distinti episodi nei disordini locali pubblici, trattenimento avvenuti durante la cosiddetta movida agrigentina.
Denunciati anche per reati di lesioni personali, violenza e resistenza al pubblico ufficiale, è scattato il divieto di accedere ai locali teatro delle condotte e di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per un periodo dai 2 ai 3 anni. 29 provvedimenti di avviso orale nei confronti di soggetti già gravati da pregiudizi di polizia e penali che hanno manifestato ulteriori condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, raggiunti dall'avviso orale sono stati diversi soggetti ritenuti responsabili di resistenza e violenza pubblico ufficiale nei confronti del personale delle forze dell'ordine, in particolare nei confronti di 2 soggetti di Aragone e Licata responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Stesso provvedimento è stato erogato nei confronti di 2 soggetti di Ravanusa responsabili di una violenta rissa nel centro cittadino e nei confronti di altri soggetti deferiti per il reato di truffa e danni di anziani. Inoltre sono stati emessi 20 provvedimenti di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in alcuni comuni della provincia, 2 soggetti originari del Siracusano perché resi responsabili di un furto nell'abitazione di 2 anziane signore perpetrato nel comune di Porto Empedocle e nei confronti di un altro soggetto originario della provincia di Palermo che non potrà rientrare nel comune di Sciacca in quanto responsabile di una truffa ai danni di una concessionaria di macchine. Su proposta del questore è stata altresì erogata nei confronti di un pregiudicato di Canicattì la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 3 anni e 6 mesi. Diversi altri provvedimenti emessi nell'ambito dei cosiddetti reati da stadio, in particolare sono stati raggiunti dai Daspo 6 ultras di Licata e 1 di Favara, autori dei disordini commessi durante l'incontro sportivo tra il Castrum Favara e il Licata Calcio, valevole per i play-out di Serie D, che si sono disputati lo scorso 11 maggio presso lo stadio Bruccoleri di Favara. Nei confronti dei soggetti sopra indicati, resisi responsabili di lancio di materiale pericoloso durante lo svolgimento della partita e di danneggiamento anche della porta di gioco, determinando l'interruzione dell'incontro di calcio e fatto divieto di accedere alle manifestazioni calcistiche per un periodo compreso tra 1 e 5 anni. Da ultimo il questore di Agrigento ha emesso un provvedimento di aggravamento di Daspo nei confronti di un tifoso dell'Akragas il quale, nonostante il divieto di accedere agli impianti sportivi, veniva sorpreso all'interno dello stadio Esseneto e assistere alla partita Akragas Pro Ragusa tenutasi lo scorso 28 settembre. E 2 risse nella notte tra sabato e domenica nei pressi dei locali della Movida fra Porta di Ponte e via Gioieni ad Agrigento, in entrambi i casi all'arrivo fulmineo dei poliziotti, carabinieri, finanzieri in servizio per la cosiddetta Movida Sicura, gli esagitati si sono subito dispersi in mezzo alla folla di tanti giovanissimi che stazionavano davanti ai locali. Nessuno è rimasto ferito, un ragazzo agrigentino è stato fermato, aveva la felpa e i pantaloni sporchi di fango. Alle forze dell'ordine ha raccontato di essere stato aggredito e spintonato a terra dai più giovani. Le indagini sono in corso per ricostruire le 2 dinamiche dei fatti. La presenza del presidio interforze, coordinato dal questore di Agrigento Palumbo, dislocato in tutti quelli che vengono considerati obiettivi sensibili del centro, ha scongiurato il peggio. 11 turisti polacchi sono stati salvati dopo essere caduti tra mare e scogliera mentre facevano parapendio. Si sono lanciati da Torre Monterosso, area Le Pergole di Realmonte. Forse a causa di un cambio delle correnti o per errori di manovra sono finiti fra il mare e la scogliera. A metterlo in salvo sono stati i vigili del fuoco di Agrigento, i carabinieri e i soccorritori del 118, gli uomini della protezione civile siculiana e i militari della Guardia Costiera. 2 sono stati recuperati in mare davanti alla spiaggetta di Realmonte, che altri nel frattempo riusciti a raggiungere a nuoto. Alcuni sono stati ritrovati nella vicina Giallonardo. Fortunatamente tutto è andato bene. Prorogata di 30 giorni la scadenza per la presentazione delle istanze per attingere ai contributi a fondo perduto,
in favore delle imprese turistico-ricettive impegnate in nuovi interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Le istanze dunque potranno essere presentate entro il prossimo 16 dicembre attraverso la piattaforma informatica incentivisicilia.irfis.it. Esprimiamo il nostro compiacimento, ha affermato il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Rino Lamendola, per la concessione di una proroga fortemente voluta dalla nostra consulta regionale, presieduta da Giuseppina Leone e da altre categorie interessate. Proroga indispensabile per consentire una maggiore partecipazione a una misura importante per promuovere da un lato la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive e dall'altro nuovi interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. E si festeggia domani 11 novembre la festa di San Martino. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. 11 novembre, in tutta la Sicilia, si festeggia San Martino, una ricorrenza che combina fede, tradizione popolare e sapori tipici dell'autunno. La celebrazione è dedicata al vescovo di Tours, che fu proclamato santo. Martino, nato intorno al 316 nell'attuale Ungheria, era figlio di un tribuno militare romano. Trascorse la sua giovinezza a Pavia, dove il padre era stato trasferito per motivi di servizio. Seguendo le orme del genitore, si arruolò nell'esercito da giovane e venne inviato in Gallia, nei pressi di Amiens, nel nord della Francia. Fu proprio durante questo periodo che visse l'episodio destinato a renderlo un simbolo nell'iconografia cristiana. In una gelida notte invernale, Martino tagliò a metà il proprio mantello con la spada per donarlo a un mendicante infreddolito. La leggenda racconta che proprio in quel momento le nuvole si aprirono, lasciando spazio al cielo sereno. Da qui nacque il cosiddetto fenomeno degli estate di San Martino, un breve intervallo di clima mite che spezza il rigore dei primi freddi autunnali. Quella stessa notte Martino sognò Gesù che diceva agli angeli: «Guardate il soldato romano che non ha ancora ricevuto il battesimo, egli mi ha rivestito». Questo evento segnò profondamente l'animo di Martino, tanto che nella successiva Pasqua scelse di farsi battezzare. Da quel momento intraprese un percorso spirituale che anni dopo lo avrebbe portato a diventare vescovo di Tours. La devozione a San Martino si diffonde rapidamente dalla Francia fino alle altre nazioni europee e all'Italia. Numerose chiese e abbazie benedettine furono dedicate alla sua figura. Nel corso del tempo, tradizioni popolari fiorirono per celebrarne la carità e il messaggio universale. In Sicilia, la memoria di San Martino si intreccia con le radici delle usanze contadine, i profumi del vino nuovo e dolci dal fascino antico. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo allo sport. L'Agregas continua la sua corsa inarrestabile con la 10ª vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia per i biancazzurri di Sebbi Catania, che espugnano anche il campo insidioso di Frigentini con il punteggio di 2-1. Il collega Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione Girone D sofferta affermazione dell'Agregas, che sul campo del Frigentini ha dovuto sudare più del previsto per avere la meglio sui ragazzi modicani di casa. Gara veloce e combattuta per merito della compagine locale, che contro il blassonato Agregas ha mostrato i muscoli, mettendolo in serie difficoltà sino all'ultimo secondo di gara. Dopo un inizio spavaldo dei locali, l'Agregas passa in vantaggio al 38esimo per merito di Tripoli, abile a sfruttare un corridoio di King. Sbloccato il risultato, l'Agregas gioca con maggiore scioltezza, ma attenzione agli attacchi del Frigentini, che tuttavia non impensieriscono il portiere Manna. Nella ripresa al 59esimo arriva il raddoppio, una punizione dal limite dell'area modicana, molto contestata dalla compagine di casa, veniva battuta dall'esperto Jama, che con un sinistro forte e preciso raddoppiava. Si scuote il Frigentini, che rabbiosamente va avanti nel tentativo di riaprire la gara e ci riesce al 72esimo con Vitale, con un forte tiro dalla distanza. L'assedio del Frigentini
Frigentini si fa sempre più costante, ma la difesa biancazzurra tiene bene e conclude con la 7ª vittoria di fila. Domenica prossima sarà sfida interna con lo Scicli su un campo ancora da decidere. Non cambia l'alta classifica, sempre guidata a pari punti e da punteggio pieno sia dal Priolo che dall'Acregas. Però allungano in classifica generale portando a 7 punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici. Dunque, parlando invece di promozione, Girone A continua il braccio di ferro a distanza tra l'Aragona e il Gemini, che questa domenica hanno vinto entrambi i confronti diretti con il Salemi la prima e con il Camporeale la seconda. Resta attaccata in seconda posizione la sorprendente Margheritese, che si ritrova sempre ad un punto, avendo superato di misura l'Aspra. Ancora una sconfitta per il Casteltermini, che va sotto a Valderici dopo essere riuscita a passare per primo vantaggio. E domenica prossima trasferta per l'Aragona sul campo del Camporeale, mentre si profila una trasferta impegnativa per il Gemini con il Marineo Academy. Margheritese sarà descesa a Palermo contro il locale Cus, mentre ritorna in casa il Casteltermini con il Città di Castellaccia. Ma ritorniamo alla partita Acregas e Frigentini con le interviste di fine gara fatte con Samuele Camilleri e il direttore sportivo Tino Longo, che praticamente smentisce le voci di un suo divorzio con l'Acregas. 3 partite in una settimana sono tante, grande impegno per tutti, oggi non era facile portarla a casa. Oggi è stata una partita difficile come le altre 2, siccome abbiamo un mister preparatissimo, abbiamo preparato alla grande queste 3 partite e anche il continuo del campionato. La parola d'ordine continua a rimanere umiltà? Sempre umiltà e lavoro, sempre di continuo. Ecco, sembrava facile, 2-0, mancata anche la terza rete e poi è arrivato... Ma questo è un campionato dove partite facili non esistono, ogni partita si lotta pallone per pallone, quindi noi continuiamo sulla nostra strada. Ha vinto anche il Priolo? Noi ci facciamo la nostra strada. E anche oggi abbiamo la conferma che non ci sono partite facili, ma ce la siamo complicata un po' da soli. Sì, non siamo riusciti a concretizzare le palle gol. Quando una squadra giovane gioca senza paura si può aspettare di tutto, però dobbiamo dare merito a questi ragazzini della città di Modica che effettivamente ci hanno messo in difficoltà, ma era importante vincere, l'abbiamo fatto, va bene così, andiamo avanti. Qualche giornale ha parlato di un possibile passo indietro di Tino Longo, si è parlato in discrezioni di una tua eventuale dimissione, non c'è niente di vero. Diciamo che di vero c'erano delle situazioni familiari che mi stavano spingendo a fare un passo indietro, ma poi alla fine è rientrato tutto perché ho sistemato alcune situazioni che effettivamente devo sistemare e quindi sono di nuovo a disposizione della società, ma sono felice di aver trovato una società pronta ad accogliere le mie richieste con serenità e quindi riprendere il cammino che abbiamo fatto perché è importante portarlo a termine. Tino Longo non si dimette? No, assolutamente. L'Aragona vince in casa con il Salemi per 2-1. Le interviste agli allenatori effettuate dal collega Davide Sardo. Post gara, Aragona-Salemi vince la capolista per 2-1, vittoria sofferta mister ma alla fine meritata. Credo per quanto prodotto nel primo tempo la squadra poteva finire con un margine di vantaggio più ampio, poi abbiamo fatto i primi 15 minuti del secondo tempo, siamo stati un po' superficiali negli ultimi 16 metri, abbiamo sbagliato delle conclusioni facili con Gaziano, 3 piedi, con Karim a tu per tu col portiere. Poi ovviamente, come ci capita spesso, ultimamente ci complichiamo la vita perché sul nostro errore tecnico il Salemi ci ha punito e dopo ovviamente, come dico sempre ai miei ragazzi, le partite se non si chiudono poi iniziano la seconda partita. Il Salemi è venuto fuori, poteva anche pareggiare la partita, non avrebbe rubato niente, però queste vittorie di sofferenza forgiano il carattere di staff, società, spogliatoio, quindi non sempre è buono vincere
facile, vincere soffrendo è anche un buon messaggio che mandiamo al campionato. Ecco, siamo a metà del girone di andata, l'Aragona, mister, non è più una sorpresa ma è una certezza del campionato, siete in vetta al campionato. L'Aragona io la definisco una bella favola, è chiaro che quando siamo partiti a inizio stagione gli obiettivi erano quello di migliorare l'ottimo lavoro svolto, e mi piace dirlo, da Mercante l'anno scorso. Ci troviamo là sopra, forse anche in maniera inaspettata per le concorrenti, però noi vogliamo sognare, vogliamo fare sognare un'intera città. Oggi ci hanno spinto, vediamo questo connubio, questa partecipazione, quindi per noi è davvero tutto molto bello. In sala stampa Stefano Zammito, autore del secondo gol per l'Aragona, vittoria sofferta ma alla fine meritata. Sì, è stata una battaglia. Primo tempo abbiamo giocato bene, poi nel secondo tempo abbiamo calato un po' l'intensità, però ci siamo difesi bene, è stata una partita di sacrificio nel secondo tempo. Speriamo di continuare sempre con questa striscia di vittorie. Si rimane in vetta al campionato, questi 3 punti quanto sono importanti, che valore hanno? Ma sicuramente sono importantissimi perché abbiamo incontrato un'ottima squadra, ben organizzata e ben messa in campo. Era importante, come ho detto prima, dare continuità ai risultati. Oggi l'abbiamo fatto e da stasera pensiamo già alla prossima. Aragona che crea tantissime occasioni da rete ma non riesce a buttarla dentro e ha sofferto fino alla fine in questa partita contro il Salerno. Forse creiamo tanto e sprechiamo, però noi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e alla fine l'abbiamo portata a casa. Post gara Aragona-Salemi, vince l'Aragona per 2-1, in sala stampa il mister del Salemi, Walter Figuccio, al quale chiedo di analizzare questa partita. Analizzare, abbiamo regalato un gol a freddo dopo 1 minuto e mezzo, penso, forse neanche erano passati 2 minuti, abbiamo preso sta autorete, ci siamo fatti gol da soli con una loro buona iniziativa e poi abbiamo subito il primo tempo le loro iniziative. Sapevamo di giocare con una squadra forte, avevo detto che per me è la squadra più forte del campionato e ce l'ha dimostrato il primo tempo. I ragazzi poi il secondo tempo si è vista un'altra partita dove i miei hanno giocato, hanno creato, abbiamo fatto gol, abbiamo preso una traversa, abbiamo creato altre occasioni, però il calcio se non si butta dentro non si fa gol, e regalare un tempo, ripeto, a una squadra così forte non si fa così. Quanto brucia questa sconfitta per il Salemi? Brucia per il risultato, però è per il primo tempo soprattutto, perché ci hanno messo sotto il primo tempo e è stato palese. Ho cambiato 2 o 3 volte assetto per trovare una quadra giusta che abbiamo trovato poi nel secondo tempo. Però dobbiamo ripartire dal secondo tempo, dalla partita in casa col Gemino abbiamo creato tanto e raccolto pure poco lì, però sono fiducioso, i ragazzi li ho visti demoralizzati alla fine, come è giusto che sia, perché credevano fortemente in questo pareggio, ci credevamo tutti, però onore all'Aragona. Vediamo adesso una sintesi curata dal collega Carmelo Lentini sui risultati degli incontri di calcio della domenica della Serie D fino alla seconda categoria. Lentini. In Serie D girone I, nuova sconfitta del Castrum Favara che cede di misura al Valentino Mazzola per 2-1. Una doppietta di Castro infatti mette al tappeto la compagine di Nicolò Terranova, che era riuscita a pareggiare la gara con un gol di piazza. La gara di Palermo tra Atletiche e la Nissan si è disputata per impraticabilità del rettangolo di gioco. Nuova sconfitta interna del Gela che cede pesantemente con il Sabbiase per 0-3, mentre termina in parità Cireale Regina. Si blocca in casa la Noveggia con il Gelbsod per 1-1.
e così in vetta la squadra peloritana viene raggiunta dal Savoia che ha superato a sua volta il Milazzo. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza girone A, la gara clou della nona giornata tra Licata e Marsala è finita in parità 1-1, una sfida vincente che ha visto la compagine lilibetana andare in vantaggio con Brasolin, che faceva prevedere il peggio. Poi è arrivato il pari di Merola che ha rimesso tutto a posto. Il Licata conserva la prima posizione, mentre il Marsala insegue sempre a un punto. Bella affermazione esterna dell'Unitas Sciacca che si impone sul campo del Bagheria Città delle Ville con il risultato di 1-4, grazie alla doppietta di Retucci e ai gol di Garufo e Maggiaracida. Si è ripreso anche il Camarat dopo il cambio tecnico avvenuto in settimana, fuori a Curso Clafane, in arrivo Fabrizio Cammarata, che è passato a Castelvetrano con un secco 0-3. Unitas Sciacca sembra in terza posizione, ad un punto c'è il Camarat, il prossimo turno in Licata sarà Bagheria, l'Unitas Sciacca con il Don Carlo Misilmeri, mentre il Camarat sarà in casa con il Bagheria Calcio. Torna a vincere l'Empedoclina e conquista 3 punti preziosi per la propria classifica. In questo campionato di prima categoria Girone B vince anche l'Alessandria della Rocca, che passa sul difficile campo del Collesano. Invece non si è disputata la sfida esterna del Cenciana a Villabate per impraticabilità del rettangolo di gioco. Malgrado questo stop forzato, il Cenciana conserva il primato, inseguito dai cugini dell'Alessandria che accorciano così a 2 punti. Salutare invece 3 punti per l'Empedoclina, che adesso si ritrova a ridosso dell'alta classifica. Il prossimo turno il Granata ancora in casa con il Villabate, il Cenciana fuori a Castellana, mentre l'Alessandria sarà ancora con lo Sporting Termini in casa. Ed ora la seconda categoria con la quale noi concludiamo questa lunga pagina di calcio. Gol a raffica per il Bovo Marina Montallegro che si abbatte come un macigno sul Vis Bompietro, 6-1 del River Platane sul Favara Calcio, mentre è sconfitto il Memphis sul campo del Saraceno San Giovanni Bosco per 2-1. Bovo Marina e Montallegro che conserva la vetta con 2 punti di vantaggio sul Caccamo e ben 5 sul River Platani. Domenica prossima la squadra montallegrese ospiterà il Marineo Academy. Il River Platane sarà fuori con il Saraceno San Giovanni Bosco, mentre il Menfi se la vedrà sul proprio campo con il Petralia Soprana. Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.